Bentornati, mi sono appuntamento con le previsioni meteo, alluvioni, maltempo che sta investendo soprattutto la Toscana e l'Emilia Romagna. In questo caso per forti temporali che serata di sabato stanno portando una situazione molto difficile. E questo per quanto riguarda il fiume di vapore acqueo che vediamo dalle immagini, per quanto riguarda questi fiumi atmosferici che portano delle ondate di vapore elevate, questo contribuisce anche ad aumentare la potenza delle precipitazioni con temporali associati e nubifragi. Questo ovviamente in concomitanza poi con il vortice polare che si dimostra ancora lontano dalle nostre zone d'Italia e più colpita soprattutto l'Europa orientale, come vediamo dalle grafiche. Come potete vedere, nel corso dei prossimi giorni avremo freddo e nevicate sugli stati orientali, mentre correnti umide atlantiche continueranno a persistere sull'Europa occidentale. Vediamo appunto la giornata di domenica come una instabilità ulteriore si protrarrà ancora, soprattutto lungo le coste durante la nottata, ovviamente adriatiche, poi anche su quelle tirreniche, specialmente sul Lazio e sulla Toscana, e poi su praticamente le medio-alte pianure del nord. Ma nel complesso poi la giornata di lunedì si rivelerà ancora localmente instabile per il reflusso di aria un po' più fredda che riuscirà a raggiungere gli stati come anche l'Italia. In questo caso caleranno le temperature a partire dai monti in quota e le nevicate scenderanno anche sotto gli 800 metri, pensate, sulle zone alpine e prealpine, mentre forte maltempo interesserà l'Europa orientale. Come vedete, questo a partire dalla serata avremo un aumento della instabilità sul Marche e complesso anche lungo le coste del Basso Tirreno e poi anche sulla Calabria e sulla Puglia. Qualche locale fenomeno pomeridiano risentirà sui rilievi prealpini, specie del nord-est. Poi, come vedete, nella giornata di martedì tenderà ad allontanarsi. Poi nella mattinata la perturbazione che sarà situata sulla Grecia andrà verso est, progredendo quindi a un'espansione del campo anticiclonico. Come vedete, ultimi fenomeni nella nottata e mattinata proprio su questi settori, sulla Calabria, sul comparto ionico e anche, come vedete, un po' nel Cunese. Per quanto riguarda mercoledì, ulteriore stabilizzazione del tempo per l'alta pressione che tende a rafforzarsi ulteriormente, mentre un ciclone continuerà a stazionare sempre sull'Europa occidentale, mentre freddo artico e nevicate abbondanti ancora una volta, come vedete, sulla Tunisia, sul Mar Nero, sempre su queste aree le più favorite in questo inverno da nevicate a bassa quota. E come vedete poi è possibile dal 25 del mese che tornino ovviamente delle perturbazioni atlantiche, ma con aria un po' più fredda di matrice polare associata. Di conseguenza potrebbe tornare il freddo anche sui nostri territori, una tendenza ovviamente da confermare, essendo che siamo a 10 giorni di distanza, quindi vedremo nel corso dei prossimi aggiornamenti se sarà confermato. Vi ringrazio per l'ascolto, per la visione, vi ricordo di non perdere i prossimi aggiornamenti meteo.